Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine. Oggi lo sponsor è Special Vetro a Portoviro, vetrate artistiche personalizzate. Cominciamo con il Gazzettino di Rovigo. AstraZeneca, un prof su 2 rifiuta. In Polesine il record regionale di convocati che non accetta la proposta del siero sospeso e poi riattivato. Gli ospedali tornano a riempirsi, 92 pazienti in cura, 13 in terapia intensiva, 300 richiamati docenti. I prof riconvocati mercoledì, sessione straordinaria di vaccinazione per il personale della scuola che per disguidi o altro non ha ancora risposto. Cresce il numero di pazienti contagiati e dei ricoveri in ospedali. Castel Guglielmo, Amazon scatta la protesta. Sciopero degli addetti al trasporto e con contratto di somministrazione. Sit-in allo stabilimento in prefettura. L'azienda: da noi compensi vantaggiosi. I sindacati chiedono ai lavoratori di aderire allo sciopero per chiedere continuità occupazionale e dire basta a un turnover esasperato. Amazon preannuncia che nella giornata di oggi risponderà alle contestazioni. Loreo, il vescovo benedice il Duomo dopo il restauro. Il Duomo di Santa Maria Assunta Loreo ha ritrovato il suo splendore dopo una serie di interventi che hanno richiesto 6 mesi. Durante la funzione, animata dal coro, il vescovo ha acceso un lume che ha posto innanzi all'affresco miracoloso della Madonna della Carità. Atto vandalico a Portotolle, danneggiato il ponte di barricata. Una delle barche che sorregge la struttura è affondata, compromettendo la stabilità della passerella pedonale. Doveva essere tutto montato entro la Pasqua, ora servirà più tempo per attrezzare la stagione estiva. Dei vandali hanno praticato fori per permettere all'acqua di entrare e affondare alcune barche. Prima pagina della Voce di Rovigo. Contagi, picco a fine mese. Ariano nel Polesine, portiamo noi le convocazioni. Riprende la campagna vaccinale di massa, comune e associazioni in prima fila. La vicenda relativa alla sospensione del vaccino AstraZeneca ha cambiato completamente la programmazione. Lo dice il sindaco di Ariano nel Polesine, Luisa Beltrame. Si è scelto, dice appunto il sindaco, di optare per la campagna a domicilio della lettera di convocazione. Sport, Delta Volley, caduta inaspettata a San Donà. I nerofucsia quasi irriconoscibili cadono 3-2 in casa dell'ultima in classifica. Rugby, Rovigo più forte dei robot. Rugby spettacolo, bersaglieri più forti dei robot, battuto 42-35 il Calvisano. Doppietta di Lubian, assegno Bacchetti, Ruggeri e Menniti. Serie D, la Driesi innesca Cabine e Marangon. 2 micidiali verticalizzazioni dei primi 12 minuti, concluse dei goleador, bastano per mettere la partita in discesa e portare a casa la vittoria da Campodarsego. Adriese 2, Campodarsego 1. L'altra squadra in Serie D, il Delta, frenato dal vento. Gara equilibrata ma con qualche occasione in più per i biancazzurri che dimostrano buon gioco e carattere. Finisce 0-0 con la Luparense bene la difesa in una partita dove la palla ha danzato con le raffiche. Per finire, per celebrare la giornata mondiale dell'acqua, ci sarà un convegno online del Consiglio di Bacino per riflettere sulla tutela della risorsa. Ci sarà una diretta su Facebook dalle 17 sulla pagina di Consiglio di Bacino Alto Polesine. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!